Consonanti Z. Si pronuncia con un suono intermedio che va dalla Z alla S italiana, con una spiccata tendenza più verso quest'ultima. Studiosi come Langiolini ebbero addirittura l'intenzione di togliere dall'alfabeto milanese la Z, ma la cosa avrebbe potuto ingenerare confusione. Esempio, pisà, orinare, si pronuncia come pisà, accendere. Può essere pronunciata sorda, dulce, siful, anche se fra due vocali, disgrazia, amicizia, astucia, oppure pronunciata sonora, versé, ranza. Quando è doppia può avere la duplice pronuncia, sorda, piassa, giassa, rassa, sonora, mesa, basegà, a differenza della S che, quando è doppia, è solo sorda.